Parliamo adesso di sanità. Sanità del Veneto che non è più una eccellenza di un tempo, lo dice il Partito Democratico che sferra un duro attacco alla regione del Veneto, dalla carenza dei medici e degli infermieri alle liste d'attesa infinite fino all'abbandono del pubblico per il privato. Sentiamo. Un lento, neanche troppo, inesorabile scivolamento verso il privato. Sembra essere questo il destino della sanità regionale del Veneto, secondo il Partito Democratico. Gli esponenti PD hanno spulciato la relazione sociosanitaria regionale dati 2022 e quello che emergerebbe sarebbe un peso del privato nella sanità pubblica del 13,7% in tema di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ovvero visite, diagnostica, riabilitazione e esami di laboratorio. In termini di posti letto ospedalieri del privato accreditato, il peso sale dal 22,48% e in tema di ricoveri sul totale regionale siamo al 16,4%. Insomma, la sanità privata in Veneto pesa ben più del 6% sbandierato dallo stesso presidente della regione Veneto Luca Zaia. Siamo molto preoccupati, crediamo che il Presidente Zaia debba ammettere come stanno le cose e prendere velocemente delle contromisure. Le risorse ci sono, economiche, dal governo arrivano delle risorse e vanno finalizzate tutto al rafforzamento del pubblico che invece in questi anni si è progressivamente indebolito. Per non parlare del territorio dimenticato, dalla medicina generale integrata alla casa di comunità, al palo, ai pronto soccorso sommersi di codici bianchi e verdi, le RSA dove i 20 milioni investiti per scongiurare l'aumento delle rette per il PD sono briciole, ed ancora le carenze in tema di salute mentale. Privato che avanza anche nella formazione. A Venezia si insedia la prima università privata con scuola di medicina e domani i medici a distanza di 5 anni torneranno ad incrociare le braccia. Sul tavolo il taglio delle pensioni in maniera retroattiva, gli stipendi inadeguati e la corsa al privato.